Certezza e l'altissima qualità delle cure sull'altopiano dopo la paventata riduzione di alcuni reparti all'interno dell'ospedale di Asiago. Non solo oggi c'è la certezza che la struttura continuerà a lavorare nell'area montana, ma gli occhi di tutti sono puntati sul proseguimento dei lavori del nuovo nosocomio dell'altopiano, di cui tutto il territorio ha assoluto bisogno e che verrà ultimato nel 2018. Una risposta alle battaglie che hanno portato avanti cittadini ed amministratori, ascoltate e accolte dal presidente del Veneto Luca Zaia in nome della garanzia della sanità. Dopo le numerose battaglie che abbiamo effettuato come Unione dei Sindaci qui sull'altopiano con l'ex dirigenza dell'ULSS, oggi forse possiamo dire che godiamo di questi frutti di queste battaglie. Le parole dette dal nuovo direttore generale sicuramente sono positive, sono entusiasmanti e quindi ci fanno ben sperare per il futuro del nostro presidio ospedaliero qui di montagna, che deve essere inderogabilmente mantenuto in quanto la montagna è una specificità dell'Italia e del Veneto in questo caso, e quindi noi lotteremo sempre per far sì che il presidio medico ci sia in altopiano, come nell'Agordino, come in tutte le montagne del nostro Veneto. In effetti, dalla nuova direzione strategica dell'ULSS 3, guidata da Giorgio Roberti, è stata dimostrata totale disponibilità nei confronti dell'ospedale dell'Altopiano, ma il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, guarda oltre e chiede un impegno maggiore da e per i medici. Io mi auguro che il direttore generale investa anche del tempo e delle risorse in modo che chi oggi opera e presiede sull'ospedale di Asiago possa fare interventi anche a Bassano e viceversa. Noi ci aspettiamo anche un miglioramento nella qualità dei singoli medici o dei singoli chirurghi che operano sia ad Asiago e quindi anche giù in pianura, per far sì che possano crescere professionalmente oltre che umanamente, in modo da garantire sempre più qualità ai nostri cittadini.